Le comunità di Cordovado e di Feletto si sono strette attorno alle famiglie di Marco Tondat e Cristian Rossi, i due friulani barbaramente assassinati a Dacca. Ieri, nel giorno del rientro delle salme in Italia, migliaia di persone hanno partecipato alle due fiaccolate programmate nei paesi di residenza delle due vittime. A Feletto, oltre 1000 persone hanno silenziosamente marciato lungo le vie del paese. Alla fiaccolata erano presenti i parenti e le nipoti che hanno ricordato lo zio citando una frase di Jim Morrison sull'importanza del saper sorridere. Un sorriso, quello di Christian, contagioso, che come mostra la sua foto è entrato nei cuori anche di chi l'ha conosciuto soltanto in questa triste occasione. Tanti i cittadini comuni, conoscenti e amici che hanno voluto rendere omaggio al 47enne imprenditore del tessile, che lascia due bambine, Gaia e Camilla, di 3 anni. Tante anche le autorità presenti, tra queste la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, il presidente del Consiglio Franco Jacob, il presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini, il vice sindaco di Udine Carlo Giacomello e il sindaco di Tavagnaco Gianluca Maiarelli. Anche Cordovado ha vissuto momenti di profonda commozione ieri sera. Oltre 2000 persone sono scese in strada e, fiaccola in mano, hanno percorso il tratto dal municipio al Duomo e ritorno. Prima la comunità si è ritrovata unita per la veglia di preghiera presieduta dal parroco, per ricordare e riflettere sulla morte del giovane padre di famiglia Marco Tondat. La cittadinanza si è stretta attorno al dolore della famiglia assieme alle istituzioni, rappresentate da una folta delegazione di sindaci della provincia o loro rappresentanti e dal vicepresidente della regione Sergio Borzonello.